Ciao, sono Sabrina di Qual Buon Veneto e oggi vi racconterò del nostro viaggio a Verona. Verona è sicuramente celebre e famosa per la tragica storia di Romeo e Giulietta e per quell'anfiteatro romano noto come Arena di Verona. Ma noi avevamo in mente alcuni luoghi un po' diversi. Volevamo visitare la parte misteriosa di questa bellissima città. La prima tappa è stata all'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere. Qui si trova il primo orologio elettrico perpetuo, costruito e inventato dal professor Giuseppe Zamboni. Il professor Zamboni era sacerdote e insegnante presso l'Imperiale Reggio Liceo. All'inizio del XIX secolo inventò una particolare pila a secco, costituita da foglie alternate di carta argentata e dorata, capace di generare energia elettrica per tempi incredibilmente lunghi. Qui si trova un eccezionale orologio, costruito nel 1827, il primo al mondo a essere azionato elettronicamente. Sul lato nord-est dell'antica Piazza delle Erbe si apre verso la mezzeria Largo della Costa, la cui edificazione risale al 1470. L'appellativo dell'arco è dovuto alla presenza di una vera gigantesca costola animale appesa sotto l'arcata che ci ha davvero stupito. Non è dato sapere se l'osso appartenne a un cetaceo, come sbrigativamente scritto nelle guide turistiche, se si tratta di un fossile oppure se abbia qualche altra origine. Nel centro storico di Verona possiamo trovare un monumentale complesso funerario in stile gotico appartenente alla famiglia degli Scaligeri. In queste arche o tombe riposano alcuni illustri rappresentanti della casata, tra cui quella del più grande signore di Verona, Can Grande, a cui Dante dedica il Paradiso. Qui vicino si trova anche la Porta Bombardiera, una bizzarra costruzione di Giuseppe Miglioranzi, decorata con massicci cannoni impiegati a guisa di colonne. A causa di alcuni lavori non siamo riusciti a visitarla, ma facendo il giro esterno e aiutati da una guida siamo riusciti a trovare un'iscrizione davvero singolare. Lasciamo Verona col ricordo della visita alla casa di Giulietta, quello che si può considerare uno dei santuari degli innamorati di tutto il mondo, qui attratti a migliaia dal fascino romantico della meravigliosa e terribile vicenda shakespeariana. Le pareti, ogni singolo centimetro è fittamente ricoperto da cuori, nomi, date, lucchetti e gomme da masticare. Queste tracce, lasciate da generazioni di innamorati, possono indurre una profonda riflessione sul mistero davvero grande dell'amore.